Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Shogun 2 Total War. Quest'oggi continuiamo un'altra bella partita all'interno della modalità multiplayer, dove era tantissimo tempo che non andavo. Infatti quest'oggi mi è venuta un po' di voglia di fare qualche bella partitina in Shogun 2 e quindi mi sarebbe tanto piaciuto farvela vedere. Quindi vediamo un po' quello che possiamo combinare dentro il nostro schieramento. Allora, come potete ben vedere, il nostro esercito appartiene alla vecchia via. Eccolo qui anche il nostro avversario. Beh, vedete un po' che è uno scontro ad armi pari, perché anche l'avversario ha un bel biglietto da visita grado 10, quindi grado 10 del livello argento, quindi può essere un avversario abbastanza abile che ci può dare qualche problemino. Allora, schieriamo il nostro esercito migliore. Innanzitutto basiamoci sempre sulla solita tattica, e da circa un mesetto che non entro su Shogun, comunque le basi me le ricordo ancora. Posizioniamo due monaci guerrieri con arco, benissimo, e in seguito vediamo un po' la nostra fanteria che abbiamo nell'accampamento disponibile. Allora, possiamo optare per, vediamo un po', 5 unità di fanteria con katana, vediamo un po', anche i razziatori Wako, bene, 6 unità di fanteria, di cui 2 unità con 21 di attacco corpo a corpo. I razziatori Wako detengono 19 punti di attacco, mentre le altre due katane possono essere considerate un po' una riserva, con 17 e 19 punti. Bene, per quanto riguarda invece la nostra difesa dalla cavalleria, proponiamo ben 3 unità di lancieri. Vediamo un po' se bastano le nostre monetine, i nostri Yang. Vediamo dove sono i nostri lancieri preferiti, eccoli qua. Ecco qua, 3 unità di ausiliari con naginata. E adesso vediamo un po' se possiamo posizionare le nostre cavallerie con naginata, detenenti l'abilità grido di battaglia. Bene, una può bastare. Perfetto, vediamo un po' se abbiamo la possibilità di aggiungere una Shigaru Koyari invece di un ausiliare. Perfetto, questa è la modalità di esercito che va proprio a genio. Per quanto riguarda invece i servitori, teniamo l'ufficiale di fanteria, che aumenta di un punto il morale alle unità da corpo a corpo samurai, i terreni di pratica, in modo tale da aumentare la l'attacco corpo a corpo per la cavalleria da mischia, il nostro cuoco di fuoco inesperto, in modo tale da far venire un bel mal di pancia nello schieramento avversario e fargli perdere 2 punti di corpo a corpo, e il nostro istruttore di Yagyu, in modo tale da aumentare la nostra capacità di attacco. Allora, la mappa sarà blocco di Yamasaki, benissimo, a quanto pare è una mappa abbastanza conosciuta, e ci dirigiamo immediatamente nel campo di battaglia. Ragazzi, le condizioni meteo sono abbastanza favorevoli, quindi pronti per un nuovo e fantastico scontro. Davvero anzi mi è venuta una grande voglia di giocare a Shogun 2 Total War. Anzi, mi è dispiaciuto che di questi tempi non ho caricato alcun gameplay, però quest'oggi ci divertiremo un bel po'. Per quanto riguarda Formula 1, sto ancora studiando il circuito della Malesia, sto cercando l'assetto perfetto e me la sto cavando abbastanza bene. Ho completato l'obiettivo, non mi ricordo come si chiama, l'obiettivo R&S, l'obiettivo che permette lo sviluppo della vettura. In pratica una sfida davvero oltre il limite. Dovevo effettuare 3 giri con i pneumatici completamente usurati, proprio per migliorare quindi la nostra aderenza, ovvero l'aderenza dell'autovettura. Però ce l'ho fatta, e poi nel momento in cui effettuerò il gameplay vi farò vedere meglio di che cosa stiamo parlando. Però dirigiamoci immediatamente in Giappone, lasciamo perdere la Malesia, saliamo un pochino più a nord e vediamo un po' il nostro campo di battaglia. Guardate che bello Shogun, ragazzi, mi ero dimenticato che fosse così bello. Entriamo nel nostro campo di battaglia, posizioniamo le nostre unità come al solito, gli arcieri in prima linea in formazione allargata, ottimo, in modo tale da ridurre le perdite, i lancieri immediatamente dietro la prima linea, ottimo, i nostri cari amiconi riusciranno a non farci subire numerose perdite. Vediamo un po', bene, sono sistemati nella maniera adeguata. Vediamo un po' i nostri piratini, l'elemento di combattimento, ovvero i samurai con spada, li possiamo mettere direttamente dietro, ottimo. E adesso io direi di selezionare tutto il gruppo sotto un'unica bandiera bianca. Vediamo un po' se ci riusciamo. Benissimo. Chissà l'avversario che cosa detiene dall'altro lato del campo di battaglia. C'è un pochino di foschia, vedete questa nebbiolina che abbiamo davanti, queste nuvole basse? Vabbè, ci aiuteranno a rendere più confortevole il paesaggio. Bene, il nostro generale, ovviamente sempre con l'abilità generale, guardate un po' che gioco di parole, dietro le retrovie. Ok, possiamo iniziare la battaglia. A quanto pare ci sono 3 doji, quello del morale a sinistra, quello degli spadaccini che metterà il nostro attacco corpo a corpo in centro, e quello degli arcieri, che queste partite nello Shogun della vecchia via sono un po' superflui, comunque sono sempre utili nel caso bisogna conquistare qualcosa. Vediamo.
Allora, io direi di avanzare direttamente e posizionare i nostri arcieri in questa posizione, in modo tale da avere un ottimo confronto con l'avversario e speriamo che abbia delle truppe non dalla lunga distanza, in modo tale da bersagliarli, perché le mie unità, come vi ricordo, hanno 200 di portata, ovvero la portata aumentata. Però probabilmente l'avversario starà studiando qualche tattica un po' inusuale, perché ci sta occupando davvero molto tempo. Vediamo un po', probabilmente avrà dei ninja, dei fucilieri, tutto è consono in questo game. Vediamo un po' quello che accadrà. Intanto la nostra cavalleria dietro le nostre retrovie. Guardate che sono fighi i nostri ragazzoni. Vediamo un po'. Empirei, mamma mia. 4 secondi all'inizio, ragazzi, prepariamoci. Allora, vediamo che cosa ha l'avversario. Bene, tutto sull'altro frontone, ottimo. Intanto avanziamo con una velocità abbastanza notevole. Il nostro generale li seguirà in modo tale da non farli stancare. Le cavallerie facciamole passeggiare. Allora, per quanto riguarda l'esercito avversario, ho visto qualche fucilone, vediamo, ecco che si è nascosto. Samurai con katana, eccoli qui, con 16 di attacco corpo a corpo. Samurai con naginata in prima linea, delle cavallerie 4-3, che è un numero di telefono questo. Cavallerie con Yari, seguite da altre cavallerie con Yari. I nostri monaci sono per adesso in vantaggio contro di loro. Vediamo, dei fucilieri ci sono. Samurai con moschetto. Vediamo se sono potenziati abbastanza. Addirittura hanno aumentato anche la portata. Ci sono anche degli ausiliari. Il generale spadaccino. Bene. E per quanto è una piccola cicala che è passata, ragazzi. Altri samurai con naginata molto ma molto potenti. Vediamo un po' se siamo riusciti a raggiungere la posizione di partenza per ingaggiare l'avversario. Soprattutto per quanto riguarda attenzione, vediamo se possiamo posizionare gli arcieri in prima linea. Vediamo se sono riusciti a posizionarsi. La seconda troupe di arcieri possiamo metterla qui. Anzi, la mettiamo da questo lato, in modo tale da dare un po' di fastidio all'avversario. Posizioniamo anche una bella unità di Ashigaru da questa parte, delle katane anche da questo lato. Le cavallerie ovviamente arriveranno tutte da questo frontone. Vediamo un po'. Prima di arrivare qua su ci vorrà un bel po' di tempo, quindi possiamo prendere anche un'altra unità di lancieri e metterla qui. Ottimo. E magari attaccare tutto da questo lato. Ok, possiamo prendere anche queste altre 3 unità e posizionarle da questa parte. Attenzione ragazzi, vediamo di posizionare le nostre cavallerie al meglio. Gli arcieri stanno iniziando a far fuoco. Possiamo posizionare il nostro generale infine alla morte. Ok amici miei, fate fuoco immediatamente su questi dannati moschettieri. I nostri arcieri da quest'altra parte li ridurranno un colabrodo. Attenzione a queste katane. Mettiamolo un po' indietro, ovviamente insieme ai lancieri. Le cavallerie tutte un po' indietro. Ottimo, ci sono altri spadaccini da questo lato, portiamoli qui. Ecco le cavallerie nemiche. I nostri lancieri sono in posizione. Benissimo, stiamo iniziando a far fuoco. Un po' di frecce incendiarie faranno al caso nostro. Ausiliari con naginata. Dannazione, si stanno facendo avanti. Mandiamo i nostri. Da questo lato che cosa sta succedendo? Bene, 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 bene. Cerchiamo di buttare giù tutti gli uomini avversari. Ci servono questi altri uomini. Le nostre cavallerie pronte ad ingaggiare l'avversario, perché probabilmente scenderà in battaglia. Le nostre katane, vediamo un po' dove sono. Eccole qui, pronte a ingaggiare. Ecco che l'avversario sta andando avanti contro un muro di frecce. Vediamo di ritirare un po' il tutto. Si sono scontrati. Vediamo un po' ancora, continuiamo. Ed ecco delle katane che si fanno avanti. Dobbiamo arrivare immediatamente per salvare i nostri arcieri. Ed ecco che immediatamente si gettano tutti all'attacco i fucilieri avversari. Ed ecco che le nostre unità adesso li devono far fuori. La cavalleria avversaria ragazzi. Vediamo un po', ecco che si stanno scontrando. Una la lasciamo sempre in disparte. Ottimo, ottimo, ottimo. Lanciamo le unità all'attacco. Mamma mia, ecco l'unità di cavalleria dall'altro lato vuole farci il giro. Vediamo di beccarla. Le altre unità adesso avanzeranno. C'è unità di cavalleria da questo lato. Meno male che abbiamo salvato dei lancieri. Avanti. Tiriamo indietro gli arcieri. Ottimo, ottimo. Vediamo di bersagliare il generale. Come sta andando con la cavalleria? Ok, non ci sarà neanche bisogno di utilizzare la chiamata, l'abilità fino alla morte. Ottimo, ottimo. I nostri arcieri se la stanno cavando abbastanza bene, ragazzi. Delle katane inutilizzate. Mandiamole in avanti. Ce l'abbiamo fatta. Stanno arrivando delle altre cavallerie. Malissimo, ragazzi. Ecco che si cerca di fuggire. Vediamo di utilizzare questi altri nostri arcieri in questa posizione. Intanto attacchiamo con il tutto. Mamma mia, dobbiamo resistere. Incitiamo le nostre unità. Attiviamo la nostra chiamata a raccolta. Bene, attacchiamo dalle retrovie il nostro avversario con tutto quello che abbiamo. Questo maledetto generale, attenzione, abbiamo terminato le unità. Andiamo. Un'unità al generale e un'unità ai lancieri. Forza, forza amici miei. Di nuovo modalità chiamata la nostra modalità fino alla morte. Bersagliamoli. Quanto ci stanno, maledizione. Mandiamo via le cavallerie che stanno per essere affettate direttamente dalle unità avversarie. Eccole lì che sono riuscite a fuggire. Dannazione, il generale sta scappando.
Dobbiamo farlo salire immediatamente sul cavallo, altrimenti ci troveremo in una pessima condizione. Ok, i fucilieri stanno per essere distrutti. Le cavallerie stanno arrivando al nostro generale, i nostri arcieri li devono buttare fuori in una maniera proprio impressionante. Forza amici miei, il nostro generale deve resistere. Avanti, avanti, vediamo se riusciamo a portare un'altra unità di Rashigaru Koyari. Ottimo, portiamo queste katane da questa parte. Avanti, forza, vediamo se riusciamo a buttarle a terra. Ecco, le unità di lancieri allevate stanno andando fuori, le nemiche stanno andando fuori uso. Maledizione, i cavalli del nostro generale si sono un po' dispersi. Vediamo se riusciamo a buttare fuori questa ultima e dannata cavalleria. Le nostre unità di katana adesso intratterranno il nemico. L'unica cosa da fare, ragazzi, è non perdere il generale. Tutte queste grandi unità dovranno fermarlo. Vediamo se abbiamo ancora dei lancieri, degli arcieri soprattutto, da mandare via. Ok, perché probabilmente ci attaccheranno. Vediamo un po' queste katane, possiamo andare a dare una mano da questa parte. Bene, le cavallerie avversarie sono andate via, possiamo anche infiammare le frecce in modo tale da distruggere le ultime truppe appartenenti all'avversario. Ok, intratteniamo ancora un po'. Ah, ancora vivo questo dannato, questi dannati cavalieri. Vediamo che cosa sono. Monaci guerrieri con arco. Stranissima questa cosa, ragazzi. Mamma mia, stanno resistendo così tanto. Ed ecco che come una mitragliatrice Gatling partono frecce incendiarie da tutt'altra zona in modo tale da intrattenere queste truppe avversarie. Vediamo un po' se riusciamo a finirle. I nostri cari monaci, i nostri cari ragazzoni sono riusciti a farli fuori. Potete ben vedere le grandiose katane. Scusate ragazzi se sono stato un po' diverso nel commento dalle altre volte, però c'è stata davvero molta azione in questa grande partita. Davvero si è evoluta in due fronti diversi. Siamo riusciti ormai a conquistare anche il dojo degli spadaccini. Una bella partitona in Shogun 2 Total War che mi è piaciuta abbastanza, e a quanto pare siamo ritornati in Shogun con la vecchia e notevole abilità che avevamo una volta. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, e ovviamente non disperatevi. Ho visto che qualcuno ha scritto ma Shogun non lo fai più. Continuerò ovviamente a fare partite di Shogun, ma per adesso mi sto specializzando molto su Dota. Ovviamente posterò altri gameplay di altri personaggi, ovviamente altre guide. La prima guida è stata quella di Enigma, ovvero una guida è basata principalmente sull'equipaggiamento da fare per quanto riguarda quel personaggio, e soprattutto come utilizzare le abilità principali. La prossima guida che caricherò sarà quella con Tini, ovvero la roccia, che sto usando davvero molto e ho imparato davvero i fondamenti di quel personaggio, e penso di poter fare una vera e propria poterlo illustrare nella maniera migliore. Quindi vediamo un po', abbiamo schierato 1380 unità, ne abbiamo perse 927, ne abbiamo uccise 967, quindi una partita molto ma molto equilibrata. Spero ragazzi che questa partita vi sia piaciuta, e ovviamente caricherò altre partite di Shogun 2 in live ovviamente. In Dota ancora non ho avuto la possibilità di caricare qualche partitona in live, appena avrò modo lo farò, però per adesso mi sto specializzando molto con il replay perché devo prendere mano con il gioco. Sì che ho giocato abbastanza, però devo essere proprio competitivo. Quindi qui è tutto ragazzi, magari lasciate un bel commentino oppure un bel voto per farmi sapere la vostra opinione sulla qualità del video, quindi sul contenuto, ovvero la battaglia, e ovviamente sul commento. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti dal vostro Edward Van Elken.